Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con ospiti, collegamenti, interviste per raccontarvi le notizie del nostro territorio e torniamo a parlare di un fenomeno che tocca i cittadini, che è quello di furti spaccati un po' in tutto il nord-est, ma andiamo subito nella Marca, dove vi abbiamo raccontato più volte di colpi, di episodi avvenuti nelle abitazioni, ed andiamo proprio a Mogliano Veneto, dove dei ladri sono entrati in una casa, i proprietari erano in cucina. Ce ne parla la nostra, eccola qua, Lina Paronetto, che la vedo già nello schermo. Lina, intanto buongiorno. Vabbè, mi mette Vardo T perché non posso guardare. Buongiorno a Daniela, buongiorno ai telespettatori, siamo qui con Alberto Pivetta nell'abitazione, la ringraziamo davvero per la cortesia e la disponibilità della signora Ivanna Borsato. Avete vissuto una brutta esperienza ieri sera, siamo in cucina, voi eravate in cucina, eravamo intorno alle 21:30, 21:45, stavate banalmente guardando la TV, sistemando, preparandovi per andare a dormire lei e suo marito. Nel momento in cui è stato l'ora di mettere l'allarme, inserire l'allarme per andare a letto, cosa è successo? L'allarme non si inseriva e mio marito si è agitato e ha detto: come mai? Non lo so, hai lasciato la finestra aperta, non era vero. Allora lui è partito, è dato di sopra per chiudere la finestra per poter inserire l'allarme e là abbiamo trovato disastro, panico totale perché non sapevamo niente, la camera era sottosopra dove si pensava fosse la finestra aperta e arrivando là in un attimo ci siamo resi conto che avevano girato tutte le stanze, c'era disastro, tutte le stanze sottosopra, cassetti aperti, tutto diverso. Da dove sono entrati? Dalla finestra. E come dopo subito mio marito abbiamo chiamato i carabinieri, panico totale perché io sono in panico, non importa. Sono entrati dalla finestra, dietro. Prima hanno aperto lo scuro, diciamo, il balcone, e poi con un trapano, che hanno detto i carabinieri, a manovella, no? Hanno aperto la finestra. Adesso andiamo anche a vedere. La cosa gravissima, signora, è che hanno fatto tutto questo mentre voi eravate qua ed erano là fuori da questa porta della cucina praticamente. Qua, io di solito sono seduta là, in quella sedia, mio marito, e la porta era aperta così come vedi adesso. E dopo, noi stando qua non abbiamo visto niente, a parte che si guardava la televisione, ma non abbiamo sentito rumori, non abbiamo visto niente, una roba che mi sconvolge ancora adesso, perché eravamo qua in cucina. Potevate trovarveli faccia a faccia. Vengono giù e invece sono scesi. A fare cosa allora? Perché? Ci mostri. Perché quando noi eravamo, dopo tutto sto ambradan qua, ci siamo resi conto che mio marito quando arriva mette il coso, come si chiama? Il giubbotto che aveva addosso su quella poltrona. Quando noi siamo saliti, ma non ci siamo accorti subito, quando siamo saliti sopra abbiamo visto il giubbotto di mio marito sopra il letto. Cosa cercava? Aperto, soldi e basta. Hanno rubato tante cosine, diciamo per noi un valore affettivo, perché delle collane di perle che mio marito mi aveva regalato quando avevo 50 anni. Non è niente contro la vita. Vabbè. Ok, basta, perché mi viene da piangere, ma non importa. E basta, e siamo andati su per vedere, cosa è successo. E nel frattempo dopo sono arrivati anche i carabinieri, è arrivata mia figlia, vabbè. Andiamo a vedere, perché allora sono saliti dal primo piano, quindi neanche troppo comodi, devono aver fatto anche un po' un equilibrismo, no? Si sono arrampicati. Anche perché era buio, c'era questa lucetta qua solo accesa, perché di notte noi non siamo in cucina, stiamo mangiando e quindi siamo andati su. Vi faccio vedere, perché è una cosa... Voi non avete sentito rumori? Nessuno, ti giuro, neanche, che ne so... Niente, proprio non era possibile nessun rumore. Ci si è accorti banalmente dell'aria che entrava dalla finestra, signora? Certo, dopo, quando mio marito è venuto su, che si è reso conto di cosa c'era, perché soprattutto adesso io ho raccolto già qualcosa, ma qua per terra c'erano tutte carte, c'erano tutte cose che guarda, se guardi
adesso perché non ho neanche voglia di sistemare, credimi. E quella è la finestra. E allora. quella è la finestra. Adesso vi faccio vedere che... Faccia pure il giro per sì, scusami. Guarda, allora qua la finestra era chiusa, no, quando siamo entrati la finestra era spalancata e anche l'oscuro. Ti faccio vedere, vuoi? Sì. Ecco, qui hanno forato, vedi, da dentro, qui c'è un foro che si vede da dentro, però l'hanno fatto da fuori, vedi? E questo è il foro. Qua sotto, vedi, c'è tutta la segatura e le impronte i carabinieri quando sono arrivati, perché noi non abbiamo toccato niente perché avevamo, non so se dovevano prendere le impronte, che ne so, le robe che non sai, che le poi... E loro sono entrati da qua dietro. Vedi la segatura? Arrampicandosi probabilmente da qualche parte. Da qualche parte, qualcosa, non so. Ed è stata una zona battuta perché abbiamo sentito che c'è stato anche un altro furto. Sulla villa qua dietro, un'altra là in fondo, dalla mia vicina sono andati anche prima di Natale. Senta, voi è la seconda volta che vi capita, ma l'altra volta eravate fuori casa. Che Eravamo fuori casa e quando dopo sei fuori, inserisci l'allarme è scattato e loro sono scappati. I carabinieri sono arrivati lo stesso, però non avevano fatto niente, perché dire non hanno fatto niente è eccessivo, perché adesso devi aggiustare la finestra, aggiustare il balcone, avevano rotto il vetro giù, vabbè, però che sensazione è? Lei ha detto non ho dormito stanotte, ho fatto gli incubi. Ragazzi, è un incubo. Stanotte avevo l'impressione di sentire la gente che camminava, invece era la pioggia, però è stata terribile, ragazzi. C'è da fare. Hanno rubato delle cose che, tipo mio marito è un cavaliere della Repubblica e gli porta via per via medaglia della Repubblica. Dai. Non si può vivere così. Non posso esprimermi perché sennò mi rimproverano. E basta. Però bisognerebbe che finisse questa situazione. Non so chi. Difatti io sto facendo questa intervista proprio per dire, ragazzi, non state a casa da soli. Chiama i carabinieri, chiama l'Antena 3, chiama qualsiasi. Fatevi vedere, perché non è giusto che li lasciamo là liberi a fare quello che vogliono. No. Grazie signora Ivanna, davvero una forza della natura la signora Ivanna che ci ha accolti. Perché penso agli altri, penso a mia figlia, penso ai ragazzi. Bravissima. No, non è possibile lasciarli soli, è giusto intervenire, bloccare questa persona. Questa escalation di furti. Sì, non posso anche dire persone perché non le giudico persone. No, non lo dico più, basta. Grazie. Allora, così il racconto qui da Mogliano Veneto, Daniela, con Alberto Pivetta, soprattutto con la signora Ivanna Borsato, che è stata davvero molto gentile e si è esposta giustamente per denunciare la situazione in cui tanti cittadini sotto assedio di fatto vivono in questo periodo. Noi vi restituiamo qui da Mogliano la linea. Grazie. Grazie davvero a Lina Paronetto, grazie anche a Alberto Pivetto e alla signora. Capiamo insomma lo stato d'animo di queste persone ormai bersagliate davvero dai continui furti, colpi nelle abitazioni, con addirittura insomma loro in casa, quindi immaginiamo anche la paura e il terrore poi dover rimanere nell'abitazione. E questo è accaduto a Mogliano Veneto. Noi ci spostiamo e andiamo a Padova, dove c'è stata una serata da incubo vissuta da Donatella De Blasi, vedova del noto chirurgo Roberto Nardacchione. I ladri le sono entrati in casa a Padova e dopo averla picchiata l'hanno derubata. Ci racconta cosa è successo Marta Zatta con Christian Roque Allende.
Una serata di terrore, quella vissuta ieri sera dalla signora De Blasi, moglie del famoso chirurgo del ginocchio Nardacchione scomparso lo scorso anno. Noi ci troviamo in questo momento in Corso Vittorio Emanuele, dove appunto ieri sera attorno alle 18:30 si parla di 2 ladri, ma al momento non è sicuro, potrebbero essere ancora di più. Si sono introdotti all'interno della sua abitazione, alle mie spalle appunto il portone dal quale appunto sarebbero entrati, o si dice, appunto abbiamo adesso raccolto alcune testimonianze, che potrebbero essere entrati anche dal chiostro interno. La signora è stata purtroppo presa, le avrebbero messo dello scotch sulla bocca, l'avrebbero picchiata e poi derubata e lasciata lì. Fortunatamente i vicini di casa hanno sentito le urla e hanno chiamato prontamente i soccorsi. Al momento la signora non sarebbe in pericolo di vita, il bottino al momento è ancora da quantificare, è da capire anche quante persone appunto siano coinvolte in questo furto. Noi appunto abbiamo raccolto le dichiarazioni di una vicina di casa, una vicina di palazzo, e del macellaio sotto casa, che ci aiutano un po' a ricostruire la vicenda. Ascoltiamole. Io alle 19 sono andata via, io abito qua, però da me ci sono 30 telecamere, allarmi e cose. La signora penso che non abbia messo l'allarme per uscire. Me l'ha riferito il macellaio che alle 19:15 la signora è andata a lasciare i bambini, è rientrata e ha trovato i ladri dentro che l'hanno picchiata. La signora Donatella aveva portato i nipotini dalla figlia ed era uscita. Quando è rientrata ha sentito dei rumori e pensava fosse il figlio e si è trovata davanti, diciamo, di 3 personaggi, ecco. Era... 3 persone allora? Sì, 2-3 persone, in 3 erano da quanto mi è stato detto. Hanno visto anche proprio delle impronte? No, dopo, sentendo i confinanti là, hanno detto che ho sentito urlare e gli hanno detto che gli hanno tappato la bocca e gli chiedevano cassaforte, e dopo devono essere scappati, sono scappati per le grondaie, su per il tetto, insomma, ecco, dove si pensa siano anche entrati. E ancora furti in abitazione nell'Alta Padovana, dove sta imperversando una banda specializzata nelle cassaforti. L'ultimo colpo a casa dell'imprenditore Cristian Frasson di San Martino di Lupari. Siamo usciti io e lei a mangiare una pizza e la vicina di casa ha avvisato lei che sentiva dei rumori strani, siamo corsi a casa di corsa. Siamo arrivati lì, ho visto la porta aperta, ho preso l'accetta che uso per spaccare la legna e sono entrato, ma non li ho trovati. 20 minuti, tanto hanno impiegato i ladri per entrare, sfondare l'armadio, sventrare la cassaforte. Un colpo studiato, quello messo a segno domenica sera a casa dell'imprenditore Cristian Frasson di San Martino di Lupari. Uscito a cena con la figlia alle 19, pochi minuti dopo, appena entrato in pizzeria, la telefonata della vicina di casa, allarmata perché sentiva dei colpi fortissimi provenire dalla sua abitazione. Appena sentito i rumori mi ha subito scritto un messaggio per capire se eravamo effettivamente noi o c'era qualcosa di strano. Quando abbiamo capito che c'era effettivamente qualcuno, aveva la camera adiacente a quella di mio papà, quindi appena sentito il rumore ha subito pensato che era qualcosa di strano e ci ha avvisati subito. Frasson torna a casa e vede la porta aperta, non esita a prendere l'ascia. Se lo trovavo davanti, non perdona, non perdona. In giardino i ladri, che sono riusciti a fuggire nei campi attraverso un buco della recinzione in fase di ristrutturazione, hanno abbandonato la cassaforte di Velta. Sono andati al piano di sopra, hanno aperto tutte le camere, poi sono entrati nella mia e hanno aperto l'armadio, hanno trovato quello che dovevano trovare, hanno distrutto praticamente la camera e se ne sono andati. Un lavoro fatto veramente da gente che lo fa di mestiere, perché da quando siamo usciti di casa, che erano le 7, siamo tornati a casa abbiamo chiamato alle 7:27, eravamo qui, alle 7:15 già sapevamo che erano dentro e hanno fatto prestissimo, insomma, hanno distrutto tutto. Un bottino ingente, all'interno erano custoditi contanti, alcuni gioielli di famiglia, ricordi di una vita. Una banda preparata, spiega Cristian, italiani, perché sono stati sentiti parlare. Per agevolare il colpo avrebbero anche manomesso l'impianto di illuminazione nelle ore precedenti il furto. E non funzionava il motore dell'acqua e poi mi sono accorto che qualcuno ha manomesso le luci esterne
e facevano saltare il motore dell'acqua. Io ingenuamente ho detto piove, sarà un contatto, e ho staccato le luci esterne. Così quando sono arrivati avevano anche la possibilità di fare i loro comodi al buio. Ora Christian è pronto a tutelarsi, oltre alle telecamere di videosorveglianza. Mi sono già mosso e a rinforzare la casa serve poco, ma troveremo un sistema di far male a qualcuno quando entra dentro casa e non ci siamo. Le indagini dei carabinieri, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza comunali. Il sindaco di San Martino di Lupari ha intensificato i controlli della polizia locale nelle ore serali. Noi abbiamo una presenza costante dei carabinieri nel nostro territorio che pattugliano la zona. Anche in passato abbiamo aumentato la presenza serale della nostra polizia locale proprio per garantire un maggior controllo sul territorio. E sono 3 i colpi messi a segno nell'Alta Padovana dalla banda delle cassaforti che dopo Campodarsego e San Martino di Lupari ha razziato la villa di un imprenditore di Cadoneghe. Il colpo a Cadoneghe nella notte tra sabato e domenica, quando poco lontano veniva preso di mira anche un condominio, residenza di un imprenditore a Campodarsego. La vittima è il presidente di una nota azienda della zona che in quel momento si trovava all'estero per lavoro. Nel mirino le 2 casseforti che sono state tagliate con il flessibile. Il bottino non è conosciuto, come pochi dettagli che sono emersi sulle modalità esatte del colpo. Di sicuro ad agire sono stati dei professionisti che avrebbero avuto dei basisti in zona in grado di monitorare le loro vittime. Una banda, quella in azione, che potrebbe avere messo a segno anche altri 2 colpi fotocopia, quello di Campodarsego e quello avvenuto a San Martino di Lupari, episodi che stanno creando grande preoccupazione sui quali sono al lavoro i carabinieri. Ed ora parliamo invece del maltempo. Nevicate a sud e a nord della provincia di Belluno sono in atto dalle prime ore di questa mattina, piove abbondantemente in tutta la Val Belluna. Ora facciamo il punto della situazione con Tiziana Bolognano e Stefano Bozzi, che in questo momento si trovano al comando dei Vigili del Fuoco. Tiziana, buongiorno. Sì Daniela, buongiorno, hai detto bene, questo nuovo episodio di maltempo che ieri ha portato all'emissione di un'allerta da parte del centro decentrato di protezione civile regionale ha messo evidentemente in allerta tutte le forze deputate al controllo e alla sicurezza del territorio. Noi siamo al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al mio fianco Matteo Carretto, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. Alle nostre spalle si sente il suono del centralino, della centrale operativa dei Vigili del Fuoco, dove arrivano le chiamate quotidianamente. Oggi probabilmente sarà una giornata campale. Sono misurati oltre 80 centimetri di neve in alta montagna, almeno una decina verso la parte meridionale, da Feltre verso la Valsugana. Comandante, com'è la situazione? Dalle 8 di questa mattina abbiamo avuto 6 interventi, 5 conclusi, uno ancora in corso per recupero di un autoveicolo. Sono tipicamente gli interventi correlati alle precipitazioni, alberi abbattuti, qualche piccolo allagamento, gli elementi insomma che sono connessi al maltempo e che qui si articolano su 2 zone, ovvero sia la zona delle precipitazioni e la zona della neve. Ecco, a proposito dei veicoli che sono in difficoltà, l'abbiamo visto molto bene tra sabato e domenica, soprattutto quando c'è stata la prima neve di questo inverno davvero arido di precipitazioni, con auto che voi avete dovuto recuperare in difficoltà perché magari non in possesso delle dotazioni invernali, che, lo ripetiamo, sono obbligatorie, e tante volte anche quando uno al proprio veicolo monta le gomme da neve possono anche risultare non sufficienti. Le situazioni sono le più varie. Ci troviamo a contrastare una situazione di tipo ambientale e poi anche l'aspetto incipiente della precipitazione. Sappiamo per esperienza che l'inizio delle precipitazioni piovose dopo un lungo periodo di tempo che non è piovuto comporta che le strade automaticamente diventino scivolose, così come corrispondentemente nell'inizio della precipitazione, se la precipitazione è intensa, nevosa intendo,
l'ipotesi, la speranza di potercela fare anche senza indossare le catene comporta che una persona si può trovare in difficoltà. In questo senso, come dire, sicuramente la più parte di interventi che facciamo di recupero con autovetture sono autovetture che non hanno correttamente indossato le catene. Ci possono essere anche casi che hanno a che vedere più che altro con una scelta sbagliata della viabilità, una mancata conoscenza della rete stradale, i passaggi, seguire il navigatore diciamo proprio in maniera da persona completamente ignorante dell'ambiente, che può portare a scelta di strade che per pendenza e nevosità possono essere pericolose. Questo accade soprattutto per i mezzi pesanti. Ecco, pericolose anche perché lo ricordiamo, le temperature non sono eccessivamente basse, c'è un fortissimo grado di umidità e sono le condizioni anche ideali per il rischio di valanghe che possono slavine, che possono interessare anche i tratti della rete stradale, comandante? Con l'inizio diciamo, delle precipitazioni nevose si ha il primo strato e il primo strato fin tanto che l'altezza della precipitazione nevosa non diventa sufficientemente pesante da riuscire a costipare, è in effetti un momento in cui la terra e la neve ad essa sovrapposta si vanno in qualche modo a legare in maniera naturale e quindi in questo senso il ciclo notte-giorno della temperatura caldo-freddo può in effetti porre tutti i presupposti perché sopra un pendio ci possa essere una massa compatta però adesso non correttamente legata. Quindi bisogna fare naturalmente grande attenzione. Naturalmente sì, però con queste precipitazioni dobbiamo anche considerare che abbiamo un ripascimento delle falde freatiche. È una situazione che tende a passare sottecchi, però le falde qui da noi ricaricano le scaturigini degli acquedotti e quindi i periodi di lunga assenza di precipitazione vanno a mettere sotto stress le riserve idriche, i bacini e quindi questo si può risolvere anche in situazioni di difficile servizio da parte dell'acquedotto. Grazie al comandante Matteo Carretto, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. Da Belluno è tutto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Tiziana Bolognani, grazie anche al comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno e noi hanno parlato appunto di valanghe e torniamo proprio a parlare della valanga di ieri a Sella Nevea, dove 2 persone sono state travolte, fortunatamente sono riuscite ad uscire incolumi. Un momento di innevamento che è andato a sovrapporsi a quello storico di questo inverno e ha provocato degli stacchi durante il percorso che questi sciatori hanno deciso di affrontare. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma paura e apprensione sono state notevoli verso le 11:30 quando è giunta una segnalazione alla Sores di una valanga a Sella Nevea. Subito sono stati mobilitati i tecnici della stazione di Cave del Predil, del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, unità cinofile, 3 elicotteri, 2 dell'Elisoccorso regionale e 1 con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. Dalle prime informazioni sembrava ci fossero delle persone rimaste sotto. Si è scoperto poi che le persone in questione erano 2 uomini di nazionalità slovena di 33 e 59 anni. Si trovavano sotto il monte Bilapec quando sono stati travolti da un distaccamento di neve al centro del canale che sale verso Sella Ursic. Uno dei 2 è stato trascinato per un centinaio di metri. Ha avuto la lucidità di attivare l'airbag antivalanga che gli ha permesso, nonostante fosse stato sepolto dalla neve, di essere rintracciabile dal compagno di escursione, il quale lo ha localizzato e ha scavato per tirarlo fuori. I 2, abbandonati gli sci, hanno poi raggiunto il rifugio Gilberti dove il personale sanitario li ha presi in carico. Non ci sono stati ricoveri. Il percorso è molto battuto dagli sci alpinisti. Il sindaco di Chiusaforte, Fuccaro, ricorda l'importanza di consultare e prendere in considerazione il bollettino valanghe che per la giornata dava rischio marcato. Questi bollettini, queste forme di informazione vadano seguiti perché primo sono tecnici e sono frutto di elaborazione di dati anche
oggettivi, matematici, ed esprimono un'aspettativa di tutela di chi frequenta la montagna. Devo anche rimarcare l'aspettativa che ci sia l'estrema prudenza, perché, non lo dico io ma lo ha detto la storia, la montagna ti accoglie ma non ti perdona. Ed ora noi torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo a Venezia dove sono stati vissuti momenti di terrore al Bar Canova di Vigonovo. Un giovane di 21 anni ha aggredito un 51enne sotto gli occhi degli avventori e ce ne parla, ci racconta tutto la nostra Anna Maria Parisi che la vedo sullo schermo. Anna Maria, intanto buongiorno. Sì, buongiorno anche a te, nostri telespettatori e telespettatrici, cara Daniela, ed io sono in compagnia di Ivan, il 51enne che è stato letteralmente preso a colpi di spranghe la notte con un piede di porco, mi dice Ivan, la sera di lunedì scorso. Siamo qui a Vigonovo, in provincia di Venezia, al Bar Canova, e ringraziamo anche la titolare Alessia che ci sta ospitando e ci ha raccontato poco fa con la parte tecnica di Simone Merlo quanto accaduto. Dunque Ivan, raccontaci cos'è successo. Ti vediamo che hai comunque diverse ferite riportate in testa, nell'arcata sopraccigliare, sotto al mento, e hai l'occhio destro con un forte e visibile ematoma. Cosa è successo lunedì sera qui in questo bar? Lunedì sera eravamo qua tranquilli a farci l'aperitivo, ecco così, e in tranquillità a un certo punto alle 6:30 è arrivato avanti questo personaggio molto agitato, esagitato, probabilmente sotto effetto di qualcosa, e ha iniziato subito a fare casino. Fare casino intendi, cioè che cosa? È entrato e ha iniziato a urlare. L'abbiamo accompagnato fuori, dopo mezz'ora, alle 7 è ritornato, ancora più esagitato di prima, e ha iniziato ad urlare e a battere sulla vetrata del bar. Quindi tu sei uscito per verificare che stia calmo e basta, nel senso di calmarlo, che siamo qua, ci facciamo un aperitivo tranquillamente come si fa di solito. E invece cos'è successo? E invece inaspettatamente si è avvicinato viso a viso e con la mano sinistra mi ha dato una spinta. Non me l'aspettavo io una cosa del genere. Mi ha dato una spinta e subito dopo aveva il braccio destro dietro la schiena e ha iniziato a colpirmi con la spranga. Quindi ti ha colpito in testa? E io subito sono crollato all'istante perché non mi aspettavo una cosa del genere. E dopo, da quando ero per terra, lui ha continuato a battere. Per fortuna è stato provvidenziale l'intervento non soltanto della titolare, ma anche di un cliente, che si sono frapposti tra te e l'aggressore. Dopo io presumo di aver perso i sensi, perché mi ha detto un cliente che era qua, un mio amico tra l'altro, che aveva tentato anche di soffocarmi. E è riuscito a toglierlo, insomma, ecco. Quindi in una pozza di sangue mentre tu eri a riverso a terra in una pozza di sangue, sei stato soccorso grazie all'intervento di altri clienti che hanno chiamato ripetutamente il 118 con i carabinieri che sono arrivati con 3 pattuglie. Da lì la corsa al pronto soccorso di Dolo. Quanti punti ti hanno dato? 20, una ventina di punti, per il momento una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio devo ritornare di nuovo al pronto soccorso per fare un attacco. Ecco, poi cosa è successo? Ci raccontava sempre la titolare che, non contento, il fatto, ricordiamo, è successo lunedì scorso verso le 19:30, quindi alla sera, l'orario dell'aperitivo in cui la gente si ritrova. Il giorno dopo, cioè ieri, è tornato il ragazzo che abita a pochi passi da qua, vicino alla caserma dei carabinieri, perché è stato rilasciato dopo poco dagli stessi uomini dell'Arma. È tornato ieri all'ora di pranzo intorno all'1:30 per chiedere la restituzione del piede di porco. Ci dice... È stata minacciata anche la titolare, Alessia, è stata anche lei minacciata da questo articolo
Ecco, Alessia, vuoi riesci a venire qui un attimo adesso tra un caffè e l'altro? Ti chiediamo grazie, la pazienza anche. Ci vuoi raccontare semplicemente scusami se ti passo davanti, ci vuoi raccontare semplicemente cosa ti ha detto ieri quando è venuto il ragazzo? Quando è arrivato vuole che io le restituisca il sua cosa, un bastone, mi dice così. Ma era venuto da solo o accompagnato con qualcuno? La mamma è dietro, non ha detto niente. Dopo 2 minuti è arrivato Carabinieri e i Carabinieri hanno risposto che ce l'hanno loro e dopo mi ha lasciato stare perché parlava con Carabinieri. Grazie Alessia. E c'è un'altra importante rivelazione da fare, raccolta proprio in queste ore. Daniela, parlando qui in paese con la gente, sembra da verificare questa notizia, ma più di una persona in paese ci ha riferito che sembra che questa mattina i carabinieri intorno alle 7 siano andati a casa nell'abitazione del ragazzo, un ragazzo del posto italiano, anche lui come Ivan, perché volevano verificare nel corso delle indagini ulteriori, c'erano da fare ulteriori verifiche e sembrerebbe che il ragazzo abbia aggredito anche 2 carabinieri, uno dei quali sarebbe stato portato via con l'ambulanza dopo che appunto è stato chiamato anche per i 2 agenti dell'Arma, uomini dell'Arma, l'intervento del 118. Ora è una notizia questa che stiamo verificando proprio con le fonti più accreditate, ma in paese non si fa che parlare di questo. Quindi il capo d'accusa nei confronti del ragazzo, che inizialmente era di aggressione violenta e lesioni gravi, sembra che possa essere tentato omicidio. Sì. Fatto la denuncia e tutto quanto. Così dal tuo avvocato? Adesso ho mandato su tutti gli incartamenti all'avvocato e adesso leggerà quello che deve fare e procederemo con la richiesta, quello che deve essere. Insomma, ecco. Questo. Quindi c'è da capire come cambierebbe dopo l'aggressione nei confronti dei carabinieri. Un 21enne comunque con problemi di natura sociale e con la famiglia, con la mamma che gli fa sempre da scudo per naturalmente tutelare questo ragazzo, però altre notizie non se ne hanno. Ti restituirei la linea se non hai altre domande con la parte tecnica di Simone Merlo, ringraziando anche Ivan e la titolare del bar Canova qui a Vigonovo. No, grazie davvero Anna Maria. Poi ovviamente se dovessi avere ulteriori notizie circa questa vicenda già grave, insomma, per l'aggressione all'avventore, e poi se verificata anche un'aggressione ai danni degli uomini dell'Arma, insomma, ci puoi chiedere la linea quando vuoi. Insomma, ovviamente torneremo a parlare di questa vicenda gravissima nel corso dei nostri telegiornali di questa sera, a partire dalle 19 con il telegiornale di Venezia. Noi eravamo a Vigonovo nel veneziano ed ora ci spostiamo invece a Tezze sul Brenta per tornare a parlare di quel caso che sta facendo discutere tutti, il caso Menegon. Lui è tornato a casa, ma resta il giallo su quei 23 giorni di buio. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, te la linea. Buongiorno a te Daniele, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, resta ancora un giallo questo periodo di 23 giorni di tempo in cui l'ingegnere Antonio Menegon, 78 anni, di Tezze sul Brenta, noi ci troviamo proprio a Tezze davanti alla sua abitazione, non ha fatto più sapere nulla di sé. Per giorni sono andate avanti le ricerche, tantissime le persone coinvolte nelle ricerche di Menegon, per giorni soprattutto la sorella è vissuta proprio nel terrore, nell'angoscia che fosse successo qualcosa
al fratello. Tornato a casa lunedì sera, dopo che lui stesso nel Vicentino, in un paese del Vicentino, ad Ancignano nello specifico, in un bar, da un bar ha chiamato i carabinieri dicendo: sono Antonio Menegon, sono la persona scomparsa. L'ultimo avvistamento, lo ricordiamo, ce ne siamo occupate in tante occasioni, il 3 gennaio scorso, quando era stato visto dalle telecamere, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza salire a bordo di un furgone. Poi da allora più nulla. Si era temuto il peggio, perché Menegon è stato consulente per le battaglie contro i velox irregolari, consulente per la procura di Cosenza, per questa battaglia che tra l'altro aveva portato anche, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tanto, alla sospensione, al blocco di centinaia di mezzi per il rilevamento della velocità. Si è temuto il peggio, perché si è temuto, si pensava ad una ritorsione, si pensava davvero che le cose fossero molto più gravi, fossero andate in maniera molto più grave per l'ingegnere 78enne. Fortunatamente sta bene, ma io chiederei alla regia di mandare subito l'intervista che ha appunto raccolto la collega Chiara Gaiani, che ci racconta proprio a poche ore dal ritrovamento di Menegone, dal ritorno a casa dell'ingegnere, come sta e come sta andando. Possiamo chiederle solo se sta bene, ingegnere? Sì, sto bene. Possiamo chiederle le ragioni del suo allontanamento? Ho detto che riferirò successivamente e casomai adesso vediamo con quelli che hanno seguito con me la vicenda degli autovelox e vediamo cosa intendono fare anche loro. Nessuna spiegazione su questi 24 giorni di buio, almeno per ora. Accetta di parlare brevemente al nostro microfono Antonio Menegon, l'ingegnere 78enne, esperto di velox e consulente della procura di Cosenza, che aveva fatto perdere le sue tracce il 3 gennaio. Si era allontanato dal suo studio Galleria d'Arte di Rosà, senza cellulare, chiavi, senza PC. È stato lui stesso a contattare i carabinieri. Li ha chiamati da questo bar di Ancignano di Sandrigo ieri sera poco prima delle 20. Era arrivato intorno alle 18, ha ordinato una brioche e un cappuccino al titolare e dopo un po' gli ha chiesto il telefono. Sono Antonio Menegon, l'ingegnere scomparso. Dopo essere stato sentito, l'ingegner Menegon ha potuto riabbracciare la sorella Gigliola, che aveva lanciato per giorni disperati appelli. Allontanamento volontario, così la nota dei carabinieri. Ma su queste 3 settimane di blackout le indagini non sono finite. Dove è stato in queste 3 settimane, ingegnere? Ho già esaurito quello che dovevo dirvi. Le domande giuste me le fate, perché altrimenti guardiamo sempre il dito senza guardare la luna. Ho pubblicato 2 libri su Kindle di Amazon. Andateveli a leggere e poi mi fate le domande giuste e io vi risponderò volentieri. D'accordo? Grazie. Grazie. Tante domande a cui l'ingegner Menegon ha promesso di rispondere tra qualche giorno. Cosa abbia fatto, chi abbia visto, come abbia passato queste giornate nel periodo dell'anno più freddo e con temperature rigidissime. Sullo sfondo resta la questione dei velox, a cui fa riferimento citando i libri scritti. Mi permetta, sono legate le 2 vicende, queste 3 settimane in cui non ha dato notizie? Sono legate... Sì e no. In attesa di capire cosa sia accaduto in questi 24 giorni, resta il grande e profondo sospiro di sollievo per la sua famiglia, per le persone che lo conoscevano, per quanti in queste settimane si sono mobilitati nella sua ricerca. Antonio Menegon è finalmente a casa. Antonio Menegon, Daniela, abbiamo sentito, finalmente a casa e tra l'altro lunedì prossimo alle 10:30 nella sua Galleria d'Arte di via Garibaldi a Rosà terrà una conferenza stampa in cui andrà a spiegare quello che è successo in questi 23 giorni e come intende proseguire nella sua battaglia contro le irregolarità dei velox, ma non solo, perché parlerà senz'altro anche di sicurezza, quindi poi lunedì
andremo ad ascoltare e raccogliere proprio la voce dell'ingegner Menegone e di tutte le persone che stanno lavorando con lui, persone che stanno lavorando e che hanno lavorato con lui e che tanto erano in apprensione in questi giorni, come Antonio Tognoni, il referente del Centro Consumatori Italia Veneto, che appunto abbiamo avvicinato al nostro microfono. E con questo io, Daniela, ti ricedo la linea. È una notizia che tutto il Bassanese attendeva, quella del ritorno a casa di Antonio Menegon. Qui l'ingegnere è molto noto per la sua rigorosa e talvolta spinosa attività sui velox. Felice tra gli altri Antonio Tognoni, che ne aveva denunciato a inizio gennaio la scomparsa. Siamo lieti di aver scoperto che finalmente è sano e salvo, si trova, mi pare, a casa sua. Ecco, noi però questo, il motivo per cui lui si è allontanato è ancora un po' per noi ancora ignoto. Diciamo che lui è una persona che tiene tantissimo al diritto della legalità, ecco, diciamo questo, però i motivi per cui lo hanno indotto ad allontanarsi così improvvisamente, in questa maniera, non lo sappiamo. Paladino di tante battaglie contro i velox irregolari e consulente della Procura di Cosenza, fino a poche ore fa era grande il timore che l'allontanamento non fosse stato volontario. Ne aveva mai temuto il peggio. Diciamo che su quello che lui trattava, anche con i personaggi con cui lui aveva a che fare, abbiamo avuto anche dei pensieri un po' strani, un po' così, che hanno dato al peggio. Soprattutto la sorella pensava anche lei, ma meno male è finita così, meglio per tutti. Tecnico colto e preparato, stimato per la passione che ha sempre messo nel suo lavoro Antonio Menegon, a lui Tognoni rivolge un invito. Se ingegnere vuoi passare di qua, noi siamo qua. Ed ora andiamo invece subito a Vicenza per parlare di sicurezza in città. Si va verso la proroga della zona rossa per altri 4 mesi. Ce ne parla il nostro Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Daniele, a te la linea, buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio in via Napoli, in questo momento una delle zone interessate dal provvedimento attualmente in vigore fino alla fine del mese, e ieri la decisione del prefetto ha annunciato l'intenzione di prorogare di altri 4 mesi questo provvedimento, come alcuni dei residenti della zona che si sono stati coinvolti direttamente, e Niccolò Naclerio, capogruppo in Consiglio Comunale. Buongiorno, grazie. Per conto di Fratelli d'Italia. Ma allora io farei mandare subito il servizio che riassume quanto deciso al tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza ieri a Montecchio Maggiore. La zona rossa Vicenza resta per altri 4 mesi, è quanto proposto in seno al Comitato Ordine e Sicurezza presieduto dal prefetto Filippo Romano. L'indicazione da parte del prefetto è quella di una proroga della zona rossa mantenendo gli stessi confini che sono stati adottati fino ad oggi, questo perché è in arrivo tra l'altro un decreto sicurezza da parte del governo, e in quel decreto sicurezza probabilmente verranno introdotte, così sembra, delle modifiche alle norme, quindi in attesa delle novità si mantiene così com'è la zona rossa con gli stessi confini. La proposta che il prefetto ha fatto al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico, quindi anche ai comandanti dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e al Questore, è quello di mantenere l'area del Quadrilatero e la zona di San Felice fino al parcheggio Cattaneo come zona rossa. Capiremo poi le novità in arrivo dal governo, come impatteranno e come verrà modificata la disciplina delle zone rosse, se sarà modificata. In base a queste novità capiremo anche come portare avanti questa iniziativa sul territorio. Ma non solo, l'incontro con i vertici delle forze dell'ordine e delle categorie è stato anche occasione per far luce sul potenziamento dei controlli sui locali pubblici in materia di sicurezza, alla luce di quanto accaduto a Crans-Montana. Un altro argomento importante su cui ci si è concentrati è quello del controllo sui locali pubblici, in particolare su locali dove c'è intrattenimento pubblico, quindi discoteche, luoghi di ballo. Questo a seguito di una circolare legata a quanto è successo a Crans-Montana in Svizzera, e quindi ci sarà un'attività di controllo specifico, questo perché naturalmente va verificato se tutte le regole vengono rispettate in maniera seria e rigorosa.
Ecco, a proposito di questo, allora è importante che sia stato rinnovato uno strumento, dicevamo, con i residenti. Per voi avevate un'arma in più, diciamo, per riuscire a non rendere degradata la zona. Cosa succedeva? Allora, niente, succedeva che mentre non c'era, nel periodo quando non c'era la zona rossa, noi non venivamo ascoltati, noi cittadini ci prendevano in giro e se ne fregavano altamente quando dicevamo di andarsene, perché qui era diventata una zona degradata con questi che dormivano, mangiavano i propri bisogni e quant'altro. E adesso invece riusciamo a mandarli via perché chiaramente temono il problema della polizia nel momento che la chiamiamo. Però è logico che bisognerebbe estendere la zona rossa a tutta la città, in modo che queste persone che vivono praticamente di furti, vivono di non far niente, soprattutto di zona di spaccio. Zona di spaccio, perché lì c'è la zona di spaccio, quindi vivono con questo sistema, con questo stile di vita, si allontanino, che se ne vadano via, non c'è pensiero possibile di accettare una situazione del genere. Certo, allora a proposito di questo, allora, lottare contro lo spaccio di droga resta una cosa fondamentale, lo dicevamo prima. A livello politico è soddisfatto di questa così decisione di comunque provvedere, il tema sicurezza resta di attualità principale per Vicenza. Sì, noi accogliamo con favore ovviamente la sensibilità che ha avuto anche il prefetto di dare risposte a questi cittadini che, ricordo, hanno raccolto migliaia di firme perché questa zona rossa si fosse attuata in questa zona, perché era diventata veramente invivibile. Crediamo fortemente in questo strumento che ha portato, ripeto, a una miglioria del quartiere. Ovviamente sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, però questi controlli capillari che avvengono quotidianamente da parte delle forze dell'ordine cercano di comunque allontanare tali sbandati e tali spacciatori da questa zona. Ecco, bene, allora intanto noi seguiremo ovviamente la vicenda e l'esito e l'evolvere della situazione. Ringraziamo i residenti, grazie. Buongiorno, e il colonna Clerio. Grazie a voi sempre. Ecco, per il momento da Vicenza è tutto, la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche ai suoi ospiti. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con altri servizi, altre notizie e anche degli ospiti. Siamo tornati nuovamente in studio, in diretta con la nostra prima edizione. Continuiamo con la cronaca dal Trevigiano. 2 schianti in poche ore a Carbonera e Castelfranco, in entrambi i casi fuori strada 2 mezzi pesanti. L'asfalto reso viscido dalla pioggia, la velocità sostenuta, forse una distrazione o un colpo di sonno. 2 incidenti fotocopie in un paio d'ore, protagonisti mezzi pesanti. Il più grave alle 5:30 a Carbonera, dove un camion carico di ghiaia si è ribaltato con il fianco in un fossato. Ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'autista ferito e incastrato all'interno dell'abitacolo. L'uomo è stato consegnato ai sanitari del SUEM che lo hanno portato in serie condizioni all'ospedale di Treviso. Poco dopo, a Castelfranco, un autoarticolato che trasportava materiale ferroso è uscito di strada. Meno gravi le conseguenze per il camionista, ma danni al veicolo e al manto stradale. Inoltre, le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo hanno inevitabilmente provocato forti rallentamenti al traffico mattutino. Come per Carbonera, anche in questo caso sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica e dirigere il flusso di veicoli bloccati dall'incidente. Ed ancora un camion fuori strada ad Ospedaletto Euganeo, ferito l'autista. Incidente nella notte a Ospedaletto Euganeo lungo la strada regionale Padana Inferiore verso le 4:30. Un camion utilizzato per il trasporto di generi alimentari è uscito di strada fermandosi contro il ponticello d'ingresso di un complesso commerciale. L'autista del camion, ferito, è stato liberato dai vigili del fuoco di Este e affidato alle cure del SUEM 118. Sul posto anche una volante dei carabinieri. E noi rimaniamo nel Padovano, controlli a tappeto anche nei locali pubblici padovani dopo la tragedia di Cran Montanà. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza.
La sicurezza torna al centro dell'attenzione dopo la tragedia di Crans-Montana. Anche a Padova scattano misure più stringenti negli esercizi pubblici. Su indicazione del Ministro dell'Interno, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha annunciato l'intensificazione dei controlli su bar, ristoranti e locali di intrattenimento per verificare norme antincendio e sicurezza anche contro l'abusivismo. Ai nostri microfoni il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ci spiega di cosa si tratta. Si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allargato a tutte le componenti del sistema. Sono stati pianificati una serie di controlli a tappeto che riguarderanno sia i locali di competenza della Commissione provinciale sia quelli di competenza della Commissione comunale di vigilanza. Saranno controlli sinergici che prevederanno il coinvolgimento dell'Ispettorato del Lavoro, dei NAS, dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, della Questura e della Polizia Locale. Riguarderanno sia gli esercizi pubblici sia i locali che in realtà poi fanno diventare il momento danzante, il momento musicale prevalente rispetto all'abilitazione principale. Sotto la lente di ingrandimento anche circoli, associazioni di comodo e soggetti privati che magari organizzano feste, eventi e serate in capannoni, magazzini e aree dismesse in totale violazione delle norme di legge. L'invito naturalmente è di far arrivare segnalazioni in questo senso alle forze di polizia perché possano intervenire immediatamente e prevenire eventualmente questo tipo di situazione. E noi continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia e lotta alla cultura del coltello, dai Maranza che rapinano i coetanei in pieno centro ai giovani che portano armi bianche a scuola. Le forze dell'ordine e le istituzioni hanno posto in cima all'agenda il fenomeno della violenza giovanile. Controlli alle scuole metal detector può essere utile, come suggeriva il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione. Noi faremo tutto quello che è necessario sentendo tutti gli attori. In questo momento puntare su un'azione specifica e voler pensare che un'azione specifica da sola possa essere risolutiva può essere velleitario. Noi non escludiamo nessuna ipotesi, è proprio su questo che stiamo lavorando. Dal pacchetto sicurezza annunciato dal governo per contrastare l'utilizzo di armi bianche da parte di giovani e Maranza, ai controlli nelle scuole con il metal detector, sino a quelli messi in campo ieri a Trieste, con le forze dell'ordine proprio davanti alle scuole e poi nelle piazze, alla caccia di droga e coltelli. Il prefetto Giuseppe Petronzi quindi dà la conferma. Si sta lavorando per arginare il sempre più crescente fenomeno della violenza giovanile e ciò che preoccupa, poiché è diventata consuetudine, è l'uso di armi da taglio per spaventare le vittime, se non addirittura rapinarle, come è successo nei giorni scorsi in pieno centro a Trieste sul Molo Audace, anche in quel caso protagonisti Maranza. Dal capoluogo regionale a Udine fino a Pordenone è quella che molti hanno ribattezzato la cultura del coltello. Sicuramente abbiamo una premura, quindi non smentiremo mai quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini, che sono in primis le nostre. A queste noi aggiungiamo il dovere nostro e la responsabilità di impegnarci per preservare la sicurezza della nostra città e dei suoi abitanti. Lei ha fatto riferimento a delle attività che le forze dell'ordine esprimono quotidianamente, che fa parte della loro quotidianità. Io posso dire che dal punto di vista del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica i temi sono fortemente all'attenzione e in particolare nei prossimi giorni faremo un focus proprio su questi temi. Un concetto che ha rimarcato anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aggiungendo che servono conseguenze dure e certe per chi si rende responsabile di gesti gravi. I controlli sono importanti, sia ben chiaro. Dopo organizzativamente con i metal detector bisogna capire come fare, ma possono essere utili. La cosa che le posso dire è che servono delle conseguenze. Io ho letto solo un articolo, quindi non voglio fare un'analisi superficiale di tutto, ma che il ragazzino preso con il coltello a scuola la conseguenza sia una punizione, per me è qualcosa di fuori dal mondo. Servono delle conseguenze dure, che ovviamente non distruggano la vita della persona o del bambino o del ragazzino coinvolto, ma che però che delle conseguenze ci servono, altrimenti se noi passiamo il concetto che uno porta il coltello a scuola e la conseguenza è una punizione, vuol dire che di fatto permettiamo comportamenti di questo tipo e sono pericolosi, abbiamo visto cosa è avvenuto.
Ed ora invece torniamo a parlare di uno degli argomenti che sta infuocando la politica, ma non solo. La conferma è arrivata ieri dalla stessa ambasciata americana, che ha smentito il Viminale, la polizia antimigrazione ICE coinvolta nelle violenze del Minnesota. Sarà alle Olimpiadi Milano Cortina, imminente l'incontro tra il ministro Piantedosi, l'ambasciatore USA a Roma. Le forze di opposizioni alzano i toni, il clima si fa incandescente. Non bisogna strumentalizzare le cose, la presenza dell'AIS, cioè, bisogna vedere quali sono le competenze dell'AIS. Se verranno per collaborare non in mezzo alla strada, ma collaborare con la polizia, come si fa, verranno le polizie di altri paesi del mondo, perché quando c'è un grande evento bisogna avere una collaborazione internazionale fra le polizie. Il resto è tutta una strumentalizzazione. Strumentalizzazione o no, la notizia è stata confermata dopo giorni di mezzi passi avanti e dietro front, e a farlo è stata clamorosamente la stessa ambasciata americana, smentendo di fatto il Viminale. L'ICE, la polizia USA antimigrazione, protagonista delle tensioni e delle violenze del Minnesota, sarà in servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Farnesina con il ministro Tajani cerca di circoscrivere il suo raggio d'azione, per qualcuno una corsa ai ripari. Un conto è la sicurezza fisica di Vance e di Rubio, un conto è la sicurezza generale dell'evento. Come posso dire, l'ordine pubblico, la sicurezza sul territorio la faranno le nostre forze dell'ordine, ma ci saranno come sempre, anche noi siamo andati in Germania quando ci sono stati i mondiali con la nostra polizia a collaborare con la polizia tedesca, ma questa è una cosa che si fa sempre. Un incontro è comunque in programma tra Piantedosi e l'ambasciatore americano a Roma, segno di un imbarazzo evidente con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che riferendosi all'AIS parla di una milizia che uccide. Sala, che usa parole forti e dice di non sentirsi tutelato dal ministro degli interni. Molto più cauto nei toni il collega dell'altra sede olimpica, Cortina d'Ampezzo, il sindaco Gianluca Lorenzi. Non entro in merito a quello che è il corpo, perché non ritengo di doverci entrare in merito, ma quello che mi fa da garante è che Prefettura e quindi il Ministero degli Interni seguirà da vicino quelle che sono le vicende. A Cortina sono già presenti altre forze di polizia straniere. Quelli che vedete nelle immagini sono gli agenti del Qatar, che però sono nella conca d'Ampezzo sulla base di un accordo di cooperazione tra i due stati formalizzato lo scorso settembre durante la visita dello stesso Piantedosi nel paese guidato dallo sceicco Khalifa bin Hamad Al Thani. L'AIS al momento sembra tutta un'altra storia. Anche nel centrodestra c'è chi è perplesso. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, parla di presenza inopportuna e superflua. Intanto la mobilitazione delle opposizioni riguarda Europa, Roma, Venezia, con richieste di chiarimento ufficiali in tutte le sedi istituzionali. Le milizie di Trump che sparano per strada a gente inerme qui in Italia non le vogliamo, e sarebbe paradossale affidare a questi che spargono il terrore tra i cittadini un ruolo, qualunque esso sia, di sicurezza nel nostro paese. E se Giorgia Meloni su questo non riesce a tenere la schiena dritta, significa che abbiamo un grande problema. Il governo italiano clamorosamente smentito dagli americani, l'ICE sarà in Italia, è una vergogna, si intervenga subito per impedire che una banda di tagliagole possa operare sul nostro territorio. Riteniamo assolutamente inopportuna e provocatoria la presenza di agenti ICE per la tutela della sicurezza della delegazione statunitense alle prossime Olimpiadi. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta regionale di fare chiarezza su questo aspetto. È necessario ed è una questione di trasparenza e di sicurezza per il nostro territorio. E noi continuiamo a parlare di Olimpiadi. Con l'arrivo della Fiamma Olimpica a Cortina è iniziata ufficialmente la parte bella delle Olimpiadi invernali, ancora top secret per i dettagli della cerimonia inaugurale il 6 febbraio, che per Cortina rappresenteranno un trade union con gli storici giochi del 1956. Siamo entrati nel vivo, di fatto la fiamma di Olimpia dopo il 56 si è riaccesa qua a Cortina. Questo è un segnale importante di rinascita anche di un paese, di un'offerta turistica. Adesso aspettiamo il 6 per l'entusiasmo finale, ma soprattutto per vedere il vero valore sportivo che sono i nostri atleti. L'attesa sta per terminare, l'Olimpiade invernale alle porte e l'arrivo della fiamma a Cortina è stato un momento ricco di emozioni. In largo posto molta gente assiepata per l'applauso ai 3 tedofori, simbolo dei giochi del 56. A Cortina
Cortina, dei terofori d'eccezione hanno portato la fiaccola e hanno acceso il braciere, e a simboleggiare la tradizione, no? Grande valore del nostro territorio e la consegna dei valori olimpici. Questi sono dei messaggi importanti in un mondo di conflitti. Le Olimpiadi ancora una volta devono riscoprire il loro significato di base, il loro significato profondo, la pace. Sul palco anche Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale Veneto, che non ha celato emozione e commozione. Non vi nego che ho la pelle d'oca perché per me si realizza un sogno. Cortina è una delle 5 città al mondo che ha avuto per 2 volte le Olimpiadi, quindi celebreremo questo 70° anniversario con l'orgoglio di avere queste Olimpiadi. Proprio in queste ore la Regione ha ufficializzato la sua strategia per il post Olimpiade con l'individuazione di un referente dedicato al coordinamento delle attività di promozione turistica per il futuro della montagna veneta e della provincia di Belluno. Una soddisfazione in più, con il cuore che batte forte per un'emozione unica che è vedere non solo Cortina illuminata, le Dolomiti, ma una provincia di Belluno che sa rinascere e tra poco ancora di più saprà essere all'altezza della situazione con le Olimpiadi. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, perché se è vero che è iniziata la parte bella delle Olimpiadi, a terra restano molti nodi irrisolti. Queste Olimpiadi sono state calate dall'alto, non c'è stato nessun coinvolgimento neanche in corso d'opera, per quello lo spirito olimpico qui a Cortina non è decollato più di tanto. Ci avevano raccontato che c'era già tutto, che bastava solo qualche aggiustamento, in realtà Cortina è stata invasa da cantieri. Riguardo alla cabinovia è una questione molto grave perché è stata costruita su una frana, un terreno che è sicuramente in movimento, con in fretta perché bisognava concludere, con tante prescrizioni della Regione che speriamo siano state osservate, ma soprattutto, se anche verrà conclusa, mancherà un parcheggio, quindi questa cabinovia è del tutto inutile. E c'è anche un po' di altopiano alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice Asia Zenere è pronta a scendere in pista. Non era confermato, non era scritto da nessuna parte, e poi puoi farti tutti i film che vuoi, ma finché non vedi bianco su nero è difficile dire sì al 100%, quindi è stato un bel sollievo, ecco. Tra i 109 atleti selezionati per partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina c'è anche lei, Asia Zenere. La sciatrice di Enego è stata convocata per gareggiare nello slalom gigante del 15 febbraio sulla pista Olimpia delle Tofane. Una pista che le piace molto, è carica ma preferisce non crearsi aspettative. Io non mi pongo obiettivi perché io purtroppo con tutti gli infortuni che ho avuto ho sempre imparato a vivere giorno per giorno, quindi vivrò la giornata, non voglio impormi niente, anche perché come è successo sabato lo sci è veramente a volte un caso. L'importante è tirare fuori il miglior risultato possibile, continuando ad allenarsi con determinazione. Cercheremo di trovare le soluzioni migliori, i posti migliori per preparare al meglio la gara che farò. Io comunque sono rimasta focalizzata fino ad oggi alla Coppa del Mondo, ma fino ancora a questo weekend, perché comunque abbiamo altre tappe di Coppa del Mondo, e quindi io non ho fatto nient'altro che vivermi gara per gara, continuare ad allenarmi e a sbattere la testa come ho sempre fatto sugli allenamenti, a cercare di migliorarmi, a far sì che tutte le cose andassero nel modo giusto o comunque come volevo, e quindi rimane questo il mio focus. A Cortina lo sci non è solo Olimpiadi, la cittadina ampezzana è stata infatti anche protagonista della più importante manifestazione alpina dell'Arma dei Carabinieri. È partita da Cortina d'Ampezzo la seconda edizione di Arma 1814 Sky Challenge, la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell'Arma dei Carabinieri in una manifestazione sportiva ricca di eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere, con anche un importante momento di raccoglimento con la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti della Grande Guerra presso il Sacrario Militare di Pocol. Oggi deponiamo una corona insieme a tante autorità a questo sacrario, perché attraverso questa deposizione noi vogliamo fare un'azione di cultura e di memoria. Abbiamo anche la possibilità di illuminare con il tricolore, e quindi sono i colori nazionali
che ci ricordano i valori della patria, ci ricordano la storia del nostro paese, ma ci ricordano anche l'importanza di ricercare la pace e la convivenza tra i popoli. Protagonisti della prima giornata, gli alunni della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola media Tardini dell'Istituto Comprensivo di Cortina d'Ampezzo, che hanno potuto vivere in prima persona l'esperienza di salire in sella con i carabinieri del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e sulle motoslitte del Soccorso Alpino dell'Arma dei Carabinieri. Abbiamo voluto estendere la partecipazione a tutta la comunità montana e agli ospiti di queste comunità montane, delle Dolomiti più in generale, che sono tantissimi e sono internazionali. E poi ovviamente raccontiamo l'Arma dei Carabinieri con i nostri cavalli, con i nostri paracadutisti, con i nostri elicotteri, con tutto ciò che è il mondo della neve. Ed ora, prima di andare in pubblicità, vediamo insieme come è andato il sondaggio di ieri. L', qua il sondaggio, l'esito nella nostra trasmissione Ring che riguardava le province devono tornare elettive. Per voi l'80,1% ha detto di sì, quindi devono tornare elettive, mentre contrario è il 19,9%. Dunque questo è l'esito del sondaggio che vi abbiamo proposto ieri nel corso dei nostri telegiornali e poi l'esito ieri nella nostra trasmissione. Ora pubblicità, poi parleremo insomma di un altro argomento, le faremo con 2 ospiti. Siamo tornati nuovamente in diretta qui in studio, vi presento intanto gli ospiti che ci hanno raggiunto. Parleremo di un argomento importante e delicato che è quello dei giovani, ma non solo. Lo faremo con l'associazione Il Filo di Simo, lo facciamo con Viviano Fogli, segretario tesoriere del Filo di Simo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, scusi. E Jacopo Lode, psicologo dello sport e psicoterapeuta, buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo proprio da lei. Un progetto importante che riguarda la musica e l'ascolto per parlare ai giovani in un momento in cui si fa davvero forse fatica a parlare con i giovani, è un momento davvero delicato questo. Sì, questo è vero. Diciamo che questo progetto nasce da un'esperienza che abbiamo sviluppato casualmente con il dottor Lode. Noi lo scorso anno siamo entrati nelle scuole, anzi negli ultimi 2 anni, e abbiamo incontrato circa 2300 studenti con un progetto che si chiama, è ancora in funzione, Lezioni in Musica. Praticamente una band dal vivo esegue 2 brani sul tema dello stato depressivo, 2 brani sul tema del suicidio, che è il punto più delicato, ma soprattutto poi sviluppa 2 brani sul tema della seconda opportunità, quindi della speranza, no? E facendo questo i giovani ci hanno trasmesso tante cose, perché poi fra un pezzo e l'altro lo psicoterapeuta li guida su un percorso, un fil rouge, no? Dove alla fine c'è uno scambio di curiosità, domande e nasce il dialogo. Perché? Perché il linguaggio che viene usato con i giovani è la musica, che è il linguaggio che loro capiscono. Se gli parliamo con la lingua di un adulto probabilmente non siamo in sintonia totalmente, no? Quindi quell'esperienza, che poi si è sviluppata anche in alcune serate musicali dedicate ai genitori degli studenti, perché noi pensiamo che se si parla di questi argomenti si comincia a fare il piccolo passo per poter dialogare e capirli i giovani. Ecco, e da questo è nato questo progetto che è un concorso chiamato Amico Fragile. La canzone di De André mi guida negli anni della gioventù, e in cui noi vogliamo offrire l'opportunità ai giovani di esprimersi su questi temi. Ecco, questo è un po'. Quindi questo è un concorso? È un concorso, sì, un concorso che è aperto a tutti, i giovani dai 16 ai 30 anni, e possono essere solisti o band, possono avere inediti o arrangiamenti, quindi più che altro perché vogliamo far sì che si possa sentire la loro voce. Noi vogliamo che i giovani riescano a parlare ai giovani, e quindi l'unico modo per farlo è dirgli: parlate, esprimetevi, tirate fuori quello che non riuscite a dire con le parole, provate a dirlo con la musica, no? E in genere è un po' più facile. Che è più facile, ecco, mi stava proprio anticipando la domanda, è più facile parlare attraverso la musica con questi ragazzi? Sì, perché ci si sintonizza, poi è anche simpatico perché io provocandoli
siccome in tanti di questi incontri i ragazzi si sono messi a cantare, a ballare, quindi era strano vedere che magari all'inizio, quando affronti certi temi, li vedi piangere proprio perché vivono questa angoscia interiore, no? Forse perché si sentono soli. Tanti ci hanno detto non ci sentiamo ascoltati, ci sono tanti filtri che ci impediscono di parlare, invece con la musica riescono, e magari mi fanno un pezzo rap, non è proprio il mio genere preferito, però cioè, uno è stato carinissimo perché quando siamo tornati la seconda volta mi ha fatto Canzone in gennaio di De André rap. Garantisco che era provocatoria, ma era veramente simpatica. Fra l'altro, insomma, questo noi parliamo di questo concorso, parliamo dell'importanza di parlare ai giovani, ripeto, in un momento difficile. Lo abbiamo visto non tanto tempo fa con purtroppo la giovane di Padova che si è tolta la vita. E allora vorrei prima domandare proprio al dottor Lodde: è difficile intercettare questi ragazzi che arrivano a questi gesti estremi come quelli purtroppo di questa ragazza giovanissima prima che compiano questi atti? È difficile, nel senso che è proprio la caratteristica della persona che vive uno stato depressivo, quella di chiudersi un po' in se stesso, fa fatica a chiedere aiuto, ha un pensiero autoreferenziato, sta dentro una lunghezza d'onda che è con un tono dell'umore molto deflesso, eccetera. Però la nostra sfida è proprio questa, nel senso che io credo che anche a livello di Regione Veneto, anche qui in provincia di Treviso, tutto quello che è l'apparato dell'ULSS 2 si sta muovendo in maniera significativa con tutto quello che sono i servizi per andare incontro a questo problema. Però noi, la nostra sfida come Filo di Simo è sempre stata dall'inizio, ormai sono 4 anni che cerchiamo di lavorare su questi temi difficili, però non possiamo neanche fare come quelli che siccome il problema è difficile non se ne parla, o comunque se ne parla solo in maniera medicalizzata, quindi è solo pertinenza del medico, dell'ambulatorio, del segreto professionale. Quella lì è una fucina di psicopatologia e poi di difficoltà che invece di diminuire accrescono. Allora, noi ci siamo messi ad affiancare tutto quello che è il servizio pubblico con gli sportelli del Filo di Simo, che grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni comunali riusciamo a dare delle risposte anche abbastanza veloci a chi è in difficoltà, e questa è l'attività clinica dell'associazione. Ma poi con Viviano, e io insomma sono tanti anni che lavoro anche con i giovani eccetera, ho detto cerchiamo di riprodurre un qualcosa che non sia già stato fatto, ok? Usando dei codici che chissà se funzioneranno, però non possiamo andare a fare terrorismo psicologico con i genitori e con i ragazzi rispetto all'evento che il giornalista, giustamente, che ha un dovere di cronaca, comunica. Però poi si parla solo di quella ragazza poverina in difficoltà, ma ci sono migliaia di studenti che vivono la loro difficoltà ma combattono pregando, bestemmiando, facendosi aiutare, chiudendosi se stessi, drogandosi, eccetera. Quindi la nostra sfida era quella di dire esistono i servizi che accolgono le difficoltà e quindi il modello medico fa il suo mestiere. L'associazione Filo di Simo prova a utilizzare dei codici diversi per andare a parlare ai ragazzi e ai genitori con dei codici diversi, perché la seconda opportunità c'è, le profezie si autoavverano sia in negativo che in positivo. Se io comincio a pensare oddio mio figlio potrebbe fare un gesto insano, ok, io vivo in funzione di questa cosa e spesso la faccio accadere perché sono terrorizzato. La nostra invece è una visione o comunque un approccio curioso. Andiamo a vedere cosa si può fare e la profezia si autoavvera anche in positivo. Quindi se io provo a pensare che questi ragazzi sono in difficoltà ma vogliono essere aiutati e io devo solo sfidarli a trovare il codice per agganciarli, che tra l'altro ci siamo divertiti tantissimo, è bellissimo, e si vede che al netto della notizia che fa rabbrividire, perché l'associazione Filo di Simo nasce perché Simone si è suicidato, ok? Quindi noi nasciamo da là, ma Ivan e l'Anelli, che sono i genitori di Simone, dicono noi vogliamo che nessun genitore si trovi nella condizione in cui ci siamo trovati noi, e quindi lavoriamo sbagliando con le nostre sperimentazioni, ma per creare un percorso alternativo che dia
un aggancio in più. E ripeto, lo stiamo facendo. Io devo dire da psicoterapeuta che anche dal punto di vista clinico questa cosa è molto efficace. I ragazzi poi, una volta insomma che li incontrate, che insomma sentono la musica, vengono da voi per dirvi ho un problema. Sì, ma soprattutto... Che non è facile. Sì, soprattutto non restano nel problema. Cioè, gli psicoterapeuti bravi, quindi non io, quelli bravi, più che ragionare sulla notizia, si è suicidato, è depresso, che fa molto... no? Per voi giornalisti sta cosa è grasso che cola, con tutto il rispetto, no? Però è così. No, noi non vorremmo mai dare in realtà queste notizie, però anzi. È il dovere di cronaca purtroppo così. Gli psicoterapeuti bravi lavorano sui processi. I processi che determinano un certo tipo di situazione, ma soprattutto anche che ti fanno uscire da quel tipo di situazione. I ragazzi da quel punto di vista là, se gli dai l'aggancio, vengono, ci aiutano. Noi, per una questione anche di gestione, perché Viviano è un drago da questo punto di vista, un manager, insomma, è adesso in pensione, però anche per massimizzare le spese, riuscire a gestire le cose sfruttando il capitale umano e l'entusiasmo di questi ragazzi, noi quest'anno faremo delle attività, ok? Utilizzando l'energia delle scuole che si sono avvicinate a noi. Quindi sono stati i ragazzi a dire, ascolta, facciamo noi la musica. Il service non occorre che lo paghi, lo facciamo noi, ci organizziamo noi. Questo è bellissimo, credo che dia un assist agli insegnanti per fare dell'attività scolastica anche diversa rispetto a queste cose, perché poi un testo in inglese va anche tradotto. Certo. Io credo che al di là del programma didattico, ragionare un pochettino su De André o su quello che è stato scritto, sono forme d'arte che rappresentano molto bene gli stati d'animo dell'uomo, che non possono essere rappresentati solo da una diagnosi psichiatrica, possono essere anche rappresentati da una canzone, da un film, da un quadro, eccetera, perché di solito i registi, i cantautori e gli artisti in generale hanno proprio quella capacità che noi non abbiamo di rappresentare uno stato d'animo in maniera artisticamente e esteticamente efficace e bella. Ecco, quindi... io volevo chiedere alcuni dati, se possibile. Sì. Più o meno, insomma, in quest'anno, quanti studenti avete incontrato? Allora, quante scuole avete coinvolto? Con lezioni di musica abbiamo avuto un contatto con 12 istituti della provincia di Treviso e abbiamo superato una presenza di 2300 studenti, più quelli che erano collegati in remoto, però almeno quelli c'erano. E quella è stata una cosa molto importante, ma una cosa che mi ha colpito molto, perché ogni volta io tornavo arricchito da questi incontri. È stato il fatto che quando Jacopo chiedeva a loro siete a conoscenza di situazioni di stato depressivo vostro, amici, conoscenti, parenti, e la volta che le mani si sono alzate al minimo erano il 60%. Il 60% su 2003, considerando che una percentuale di timidi che non l'alza c'è, non è poco. E per quello che noi ogni volta che a tutti gli istituti abbiamo mandato i nostri riferimenti, telefono e email, perché siamo un po' arcaici, no? E qui molti ragazzi dopo le lezioni ci hanno mandato le email a livello personale, ma una delle ultime volte abbiamo provato un altro metodo che era quello di dare dei biglietti ai ragazzi che assistevano, no? E ciascuno scrivesse sopra cosa voleva. Quando abbiamo raccolto questi ci siamo commossi perché c'erano delle cose veramente forti, potenti, di ragazzi 15-16 anni che hanno queste idee, questo coraggio di esprimerlo, anche se la timidezza di non alzare la mano, no? Però ce l'hanno detto. Io fra l'altro un lavoro che sto cercando di fare è raccogliere tutto questo materiale e inserirlo sul nostro sito che sia sempre a disposizione di tutti. Ma mi permetto di, rubo ancora un secondo, due altri fatti ci hanno colpito positivamente. In un istituto in cui siamo stati, alla fine i ragazzi sono venuti a suonare, a cantare con la nostra band che era lì. Ma si sono fermati mezz'ora dopo, tanto da chiederci se potevano fare qualcosa per noi. La faccio breve, con i loro insegnanti disponibilissimi, hanno fatto le restyling di tutta la nostra grafica e questo anche l'amministrazione di Treviso è stata veramente molto ricettiva, ci ha permesso di avere l'esposizione di tutti i lavori
una settimana, 10 giorni nel Salone dei 300 a Treviso agli inizi di ottobre. La cosa bella è vedere questi ragazzi che scendevano per strada a chiamare le persone per andare a vedere cosa avevano fatto, spiegando che era il filo di Simo. Adesso c'è un altro, l'ultima della cosa, e stanno realizzando adesso il liceo dico generale perché è un lavoro in corso, un contest nel creare illustrazioni sulle immagini dei 6 pezzi nuovi che sono stati scelti da loro per fare lezioni di musica. A fine febbraio ci sarà la giuria si riunisce e queste saranno le illustrazioni che saranno proiettate quando viene eseguita una canzone. E la band che farà questo è di giovani, nuova, e l'illustrazione ai giovani, ecco il discorso che dicevo, i giovani per i giovani, era questo, il nostro sogno è un po' questo, di poterlo diffondere anche sul territorio. Far incontrare tutti i giovani insieme non è semplice a volte. No, io credo che appunto adesso è proprio una sfida anche per noi adulti, ma non solo psicologi, anche proprio educatori, insegnanti, eccetera. Io credo che al giorno d'oggi, al netto della competenza specifica che ha un educatore, quindi so insegnarti a giocare a calcio, piuttosto che so insegnarti la matematica, oggi più che mai l'educatore, il pedagogo deve avere competenze relazionali per entrare in empatia e riuscire a parlare intanto in partenza un linguaggio che possa essere quello del suo interlocutore e non quello dell'intelligenza che siccome una volta si faceva così eccetera. Sarebbe bello che questo funzionasse, anche perché ha funzionato fino a 20 anni fa probabilmente, però è anche inutile accanirsi sempre su un qualcosa di nostalgico che poi in realtà è giusto se vogliamo, però non funziona. Allora a quel punto cercare di andare incontro anche al loro linguaggio, anche perché poi questa cosa è catartica. Noi l'abbiamo visto sempre con l'idea, no? Oh, i giovani d'oggi sono ingestibili, il mestiere del genitore è il più difficile del mondo, oddio l'adolescenza, eccetera, eccetera. Se noi approcciamo con quella mentalità, i ragazzi avvertono questa cosa, si irrigidiscono, con tutte le loro buone o cattive ragioni, nell'irrigidirsi vanno alla deriva. Invece fare uno sforzo, ma ripeto, è un gioco, non è una cura, è un gioco di guardarli con curiosità, anche se a volte appunto se Preghiera in gennaio me la metti in rap, io e Viviano che siamo di un'altra generazione ci vengono i capelli dritti, ma facendo uno sforzo di comprensione anche di quel codice probabilmente si accorciano le distanze e noi nel aiutarli abbiamo un senso di efficacia maggiore, loro sbloccano una serie di rigidità che non sempre, però in una percentuale sempre più significativa porta poi a un qualcosa che diventa patologico. Certo, io ve lo chiedere, lei diceva prima ci sono dati anche che state raccogliendo importanti che poi saranno ovviamente valutati. Sì, beh, il nostro osservatorio, diciamo che adesso noi siamo arrivati dal punto di vista proprio del sostegno, quindi della presenza, dell'ascolto e dell'aiuto proprio di queste persone, siamo arrivati ormai a 400 persone che si sono rivolte a noi e sono state aiutate, sostenute da psicoterapeuti, da persone preparate. Poi è chiaro che la nostra ambizione è quella anche di andare a prendere altri aspetti, quindi andare nelle scuole, fare i concorsi, noi facciamo dei memorial, utilizziamo dei codici che stanno dentro, diciamo, la normalità, perché quando uno poi parla di suicidio e di depressione scatta la rete fobica nel sistema emotivo di chiunque senta queste parole e si ragiona solo in termini oddio, invece lo stato d'animo deflesso o comunque la malinconia o comunque un qualcosa che poi può diventare una diagnosi psichiatrica e quindi uno stato depressivo ha dei percorsi ed è anche normale che nel percorso di crescita di un essere umano ci siano queste fasi. Noi dobbiamo cercare di intercettare questa cosa, quindi sostenere nel momento in cui la cosa è conclamata e si latentizza. E lì ci sono gli sportelli, ma c'è anche il BULS, ci sono i centri di salute mentale, qua siamo messi a Treviso, tra l'altro ci sono delle equip che lavorano molto bene. Però c'è un qualcosa che va affiancato al percorso generativo di queste cose, a creare cultura psicologica con dei linguaggi anche diversi, con l'atteggiamento curioso invece che pauroso, col mettersi in gioco rispetto a un tema che è difficile, bisogna saperlo fare e su questa cosa qua
io dentro di me credo che dobbiamo darci ancora tanto da fare e allargare anche la cerchia di persone che eventualmente ci possono aiutare. Infatti con Viviano siamo sempre a dire chi ha tempo, voglia e curiosità di mettersi in gioco e di aiutarsi sa dove trovarci, perché insomma i contatti ormai, le amministrazioni comunali di tutte le cose, quindi in tutto destra, sinistra, centro, eccetera, eccetera, ci hanno sostenuto, e anche questo è bello, nel senso che in questo mondo dove c'è sempre polemica e contrapposizione è bello vedere che su alcuni temi anche le persone più irrigidite si allineano, perché comunque l'esigenza è evidente. Allora, prima di parlare con lei, perché siamo quasi in chiusura del concorso, per capire come si svolgerà, io mi permetto di fare un attimo gli auguri di buon compleanno alla signora Clara Dal Pozzo di Zero Branco, che proprio oggi compie 103 anni. Ed è una nostra affezionata telespettatrice, un traguardo davvero importante quello raggiunto dalla signora Clara, che la stiamo vedendo, che festeggia attorniata dall'affetto delle 3 figlie, 5 nipoti e 7 pronipoti, quindi davvero tantissimi auguri alla nonna Clara da tutta la redazione di Antenna 3. Questo scusate, ma era insomma di dovere. 103 anni, quindi insomma davvero grandissimi auguri e speriamo insomma dei bei festeggiamenti. Allora invece parliamo di questo concorso. Come si svolgerà? Il concorso le iscrizioni al concorso sono partite il 1° dicembre, si chiude il 28 febbraio, quindi siamo a metà del percorso, ci sono già delle adesioni, ci saranno delle audizioni per verificare che i pezzi presentati siano in linea con il tema, quindi i 3 soggetti, ci sarà un semifinale e finale, diciamo entro fine giugno, con luoghi e dati che saranno comunicati a breve. E soprattutto c'è una cosa, abbiamo pensato a dei premi per i giovani, che sono, siccome praticamente potrebbero essere 3 solisti, band e arrangiamenti, un giorno di registrazione per realizzare una loro demo da poter presentare in giro, visto che la loro passione è la musica, promuovere se stessi. Ma quella che è piaciuta di più a noi, che l'abbiamo pensata e vogliamo, è la possibilità di svolgere attività di volontariato in una cooperativa sociale per una settimana, perché vogliamo che proprio i giovani acquisiscano il valore del volontariato, perché è una ricchezza nazionale che non possiamo lasciare disperdere. Noi poi facciamo un invito ovviamente chi vuole unirsi a noi, di tutti, giovani e meno giovani, perché c'è spazio per poter fare cose insieme. Ecco, questo è un po' tutto. Vogliamo ricordare brevemente, siamo in chiusura, i numeri, i riferimenti per potervi contattare? Sì. C'è tutto sul sito. Quindi non ce li ricordiamo, c'è tutto sul sito, andate a vederlo, anche perché è importante davvero coinvolgere tutti, giovani e meno giovani, con questa associazione che sta facendo davvero tanto, soprattutto per i ragazzi. Io ringrazio davvero Viviano Fogli e Jacopo Lodde per essere stati con noi, speriamo di avervi ancora qui, insomma, per anche... e anche per parlare di questo concorso, per vedere com'è andato, magari inviteremo anche qualche giovane che poi ha vinto. Ecco, ci farebbe piacere. Grazie davvero. Vi ricordo la programmazione alle 16:15, il film L'altro volto della speranza. Io ringrazio Alessandro Granziere e Edoardo Paris che ci hanno seguito fino a qui e vi do appuntamento per la prima edizione a domani. Grazie per averci seguito, arrivederci.